processo per il caso dei volantini del Corvo, la testimonianza shock del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, un prete si denudava con i ragazzi. Rubò una pistola a un carabiniere ed esplose un colpo in strada. 32enne fugge dal ricovero nell'ospedale psichiatrico ed è stato poi nuovamente arrestato. Catturata l'orsa JJ4 che ha aggredito e ucciso Andrea Papi nei boschi del Trentino. Intanto l'altopiano dice ancora una volta no agli orsi dei vicini di casa che ora hanno più esemplari di quanti ne volevano. A Vicenza i funerali di Matteo Cazzola, l'alpinista travolto dalla valanga in Norvegia. Gli amici hanno voluto lasciare un simbolo, una pianta di ulivo con i loro pensieri avvolti tra i rami. Fiamme stamattina in una casa a Cesio Maggiore, nessuno è però rimasto ferito, l'allerta rientrata per un principio di incendio in abitazione anche a Sospirolo. Il governo verso la cancellazione della protezione speciale per i migranti, ribadisce la stretta sull'immigrazione irregolare il deputato leghista Stefani, la priorità è quella di ridurre gli sbarchi. Erano stati scoperti ai primi del Novecento durante dei lavori agricoli, ora 2 monumenti funerari del I secolo d.C. sono stati consegnati al Museo Nazionale di Quarto d'Altino. Buonasera, ben ritrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal sondaggio di questa sera che vi sottoponiamo per poi svelarvi come sempre l'esito nel corso di Ring, la prima serata di Antenna 3 dedicata all'attualità. E il tema è l'orsa JJ4. Secondo voi va abbattuta, va uccisa? Orsa, lo ricordiamo, poi vedremo anche il servizio responsabile dell'aggressione e dell'uccisione del runner 26enne Andrea Papi. Vedete in sovraimpressione i numeri per rispondere di sì o di no e poi, come detto, l'esito nel corso di Ring. Al processo per il caso dei volantini del Corvo, la testimonianza shock del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ha raccontato di un prete che si denudava in canonica con i ragazzi. La segnalazione arrivò tra giugno e luglio 2019. Il parroco dei Carmini teneva incontri con i 17enni in cui tutti restavano nudi in canonica, lui compreso. Sono alcune delle testimonianze shock del patriarca di Venezia durante il processo sul cosiddetto Corvo, che a gennaio 2019 aveva iniziato a tappezzare la città di volantini che denunciavano atti di pedofilia e altri comportamenti sconvenienti commessi da preti veneziani e attaccava il patriarca. Nel primo di quei manifesti firmati Fra Tino era citato anche il nome di quel parroco insediatosi nel 2017. Quando 6 mesi dopo arrivò la dettagliata segnalazione, il parroco dei Carmini ammise e il successivo processo canonico si concluse con la sua sospensione per 5 anni. Ha deciso di sottoporsi a una terapia psicologica e dopo aver scontato la pena potrà rientrare in servizio, senza però svolgere ruoli che comportino il contatto con i ragazzi, dunque neppure il parroco. Le accuse di quei volantini, ha detto ancora il patriarca, mi hanno provocato un grande dolore, così come il comportamento sconcertante di Don D'Antiga, che non voleva essere spostato nemmeno di 100 metri dalla sua parrocchia. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Brugnaro. Io faccio fatica, poi commentare su cose del genere mi sembra, c'è la giustizia, c'è la magistratura, io sono un po' un garantista, ci figuri, ma mi sembra che lì la parte offesa sia la Chiesa Cattolica. Do tutta la mia solidarietà ovviamente al mio padre spirituale, perché di questo stiamo parlando, cioè il patriarca per me è il mio padre spirituale. Rubò una pistola a un carabiniere ed esplose un colpo in strada, 32enne fugge dal ricovero in ospedale psichiatrico ed è stato poi nuovamente arrestato. Siamo nel Padovano. È evaso dal reparto di psichiatria dove era ai domiciliari per aver sottratto una pistola ad un carabiniere intervenuto per sedare una lite e aveva sparato un colpo in aria. Un 32enne padovano, dopo essere riuscito a scappare dall'ospedale, è stato rintracciato e questa volta portato in carcere a Due Palazzi. L'uomo lo scorso 26 marzo era stato protagonista di una domenica ad alta tensione in via Goito a Padova. In mezzo alla strada aveva iniziato a litigare furiosamente con la sua fidanzata, intralciando il traffico e provocando anche un tamponamento. Sul posto erano intervenuti i carabinieri allertati dagli automobilisti, ma durante la fuga e la colluttazione il 32enne era riuscito a sottrarre la pistola al militare e ad esplodere un colpo in direzione del fiume, per fortuna senza ferire nessuno. Alla fine i carabinieri erano riusciti a mobilizzarlo con il taser. L'uomo, dopo essere evaso dal reparto di psichiatria, aveva fatto perdere le sue tracce ed è stato individuato e arrestato. Visti i suoi problemi di dipendenza da alcol e droga, questa volta verrà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.
La procura ha aperto un fascicolo sull'accoltellamento della 32enne psicologa veneziana accaduto ieri nel centro Terra Libera Tutti di Zero Branco. Stanno migliorando intanto le condizioni della donna. Un atto dovuto. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato per cui si indaga è quella di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. I fatti sono avvenuti al centro Terra Libera Tutti di Zero Branco. Un giovane 28enne che soffre di autismo mentre stava svolgendo un'attività in cucina, quella di tagliare le patate, forse per un richiamo, forse per un rumore troppo forte, si sarebbe girato ed avrebbe colpito la psicologa che si trovava vicino a lui. La donna è stata subito soccorsa ed è stata portata in ospedale con una prognosi di una quarantina di giorni. Secondo i sanitari, la 32enne veneziana resta in prognosi precauzionalmente riservata, ma in un ambiente non intensivo. Intanto il presidente e coordinatore dell'associazione, Andrea Gambardella, tiene a precisare che le attività programmate sono già riprese senza la necessità di alcuna precauzione aggiuntiva, poiché dopo le opportune verifiche l'operato dei professionisti è risultato ineccepibile sia dal punto di vista tecnico che umano. Il fatto verificatosi, ha terminato Gambardella, non era dunque prevedibile in alcun modo. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro anche con l'ULSS 2. La riunione la definiremo qua a breve e servirà proprio per cercare di capire come si può aiutare questa struttura, ma soprattutto le altre strutture, perché stiamo parlando di una realtà di eccellenza che forse è un passetto più avanti rispetto a tutti gli altri. Tra l'altro siamo in un'ottica di PNRR dove questo tipo di attività verranno incentivate, verranno sviluppate. Una struttura questa che dà supporto non solo ai ragazzi per aiutarli a diventare il più possibile autonomi, ma è anche un supporto fondamentale per le famiglie. Assolutamente sì, qua ci sono ragazzi che purtroppo non hanno più famiglia, oppure ragazzi che vivono in famiglia, ma all'interno delle famiglie c'è un pensiero unico e costante che è quello che tecnicamente viene definito il dopo di noi, cioè quello che succederà a questi ragazzi nel momento in cui la rete familiare non ci sarà più. E quindi queste esperienze di co-housing servono proprio per dare loro quel minimo di autonomia che aiuti le famiglie da una parte a trovare un po' di serenità in più e a loro però di affrancarsi rispetto a un domani che non è così semplice così come può essere per altre persone. Ed è stata catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha aggredito e ucciso Andrea Papi nei boschi del Trentino. Vediamo. Il nostro personale forestale, il nostro corpo forestale è riuscito a catturare JJ4. L'annuncio lo dà il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'orsa JJ4, che qualche giorno ha ucciso nei boschi della Val di Sole il runner Andrea Papi, è stata catturata e il presidente della provincia fuga ogni dubbio. Il Trentino vuole abbattere l'orsa e aspetta solo l'ok del TAR. Procederemo, se il TAR concederà ovviamente questo rispetto all'ordinanza che avevo sottoscritto, procederemo all'abbattimento di JJ4. Risolta questa crisi, il Trentino vuole sfoltire il numero degli orsi presenti sul territorio e a conti fatti potrebbero essere fra 20 e 30 quelli considerati in più. Dove finiranno è tutto da vedere. Ancora più importante è il tema del futuro del progetto e quindi del fatto che i numeri devono tornare a quella che era la loro originalità, cioè quello che era l'origine del progetto che voi ricordate prevedeva una cinquantina di esemplari che si sarebbero dispersi sull'arco alpino. Più di qualcuno ha suggerito che il Veneto potrebbe accogliere questi esemplari in surplus e alcuni ricordano come l'area più vicina al Trentino sia quella dell'altopiano dei 7 comuni, dove qualche orso di passaggio si è visto nel corso degli anni. Ma il territorio ha già detto la sua. Assolutamente non vogliamo neanche dirlo e neanche pensarlo. Guai, l'orso in altopiano non ci deve essere perché, ripeto, rispetto al Trentino siamo ancora più fortemente antropizzati, con una concentrazione di malghe, quindi di bovini all'alpeggio, assolutamente no. I sindaci dell'altopiano sono comunque preoccupati per quel che è accaduto in Trentino e per quel che potrebbe succedere ancora. Io spero solo, me lo auguro, che questa cattura non sia un semplice e mero spostamento del problema da una zona all'altra, perché questo vorrà dire che non abbiamo ancora capito nulla per l'ennesima volta. Quindi se aspettiamo ancora un morto, io ovviamente non ci sto e qualcuno però dovrà assumersi le responsabilità. Una situazione che per la politica e per i cittadini conferma ancora una volta la necessità di un intervento sul tema dei grandi carnivori.
Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto oggi a Carlentini, nel Siracusano, nel quale 3 pedoni sono stati investiti da un'autovettura. Tra loro risulterebbe una coppia di anziani residenti a Vicenza che si trovava lì in vacanza. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, la moglie al San Marco di Catania per i traumi riportati. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente. E fiamme stamattina intorno alle 10 in una casa a Busche di Cesio Maggiore, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, vigili del fuoco al lavoro anche a Sospirolo. Si è temuto il peggio questa mattina poco dopo le 9:30 a Busche di Cesio Maggiore. Il fumo denso sprigionatosi dal tetto di un'abitazione in via Stazione ha fatto scattare l'allarme al 115, 118 e 112. In massa sono accorsi i vigili del fuoco da Feltre e Belluno con personale permanente e volontario per domare le fiamme che hanno distrutto tetto e sottotetto di una villetta di recente ristrutturazione. Da casa mia vedevo il fumo di qua e sono venuto a fare la spesa qua a Busche. E l'ho visto che era qua, siccome che ci conosciamo bene. Ho visto il fumo da Cesio Maggiore. Verso che ora ha iniziato a vedere il fumo? Ma mi sembra che era alle 9:30, 9:30, 10 meno un quarto. Ho visto questo fumo nero che veniva su. Completamente distrutta la copertura di pannelli fotovoltaici che sono parsi in un primo momento la causa dell'incendio. Vedremo appunto quale può essere la causa, che propendiamo sia accidentale. Non siamo ancora sicuri, ma sembrerebbe più una causa interna. Fortunatamente nessuno al momento era in casa. Poche ore dopo a Susin di Sospirolo l'allarme incendio è scattato in un'abitazione in via della Costituzione. È stato il figlio dei proprietari a casa per una indisposizione a notare il fumo e a chiamare i vigili del fuoco. L'intervento è stato un intervento per fortuna tempestivo, perché ci hanno chiamato subito su un principio di incendio, natura elettrica, quasi sicuramente. E sono stati bravi appunto che ci hanno allertato subito. Le fiamme non hanno interessato parti strutturali dell'immobile, hanno reso inservibile quadro, scatola e impianto elettrico. Frattanto a Feltre proseguono gli accertamenti tecnici per risalire alle cause dell'esplosione che ha distrutto una parte del residence Corte dei Fiori in via Fusaro. L'unico ferito, Nicola Boschello, di 47 anni, resta ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova e le sue condizioni di salute sono stazionarie. Per le famiglie sfollate assistite da uno psicologo dell'emergenza sono stati trovati alloggi che allevieranno la sofferenza di vivere fuori dalla propria casa per un tempo non ancora definito. A Vicenza, ora, dove oggi si sono svolti i funerali di Matteo Cazzola, l'alpinista 35enne travolto dalla valanga in Norvegia il 31 marzo. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Matteo Cazzola, l'ingegnere vicentino di 35 anni che ha perso la vita a seguito della valanga in Norvegia. Comunità unita nel dolore della famiglia e nella vicinanza, testimoniata dalle parole di Don Claudio Bassotto, ex parroco a Sant'Andrea, dove Matteo aveva svolto l'attività di animatore. Matteo era veramente speciale per tanti, tantissimi. Amato, amabile, amorevole. Matteo era semplicemente un ragazzo, anzi un uomo naturale, sorridente, amante della vita e della montagna, pieno di belle passioni, bello dentro e fuori, socievole, positivo, genuino, mite, pacato, presente alla famiglia e ai amici, altruista, generoso, affidabile e tanto altro. Insomma, quando penso a una bella persona, penso a Matteo perché era così. E così rimarrà per sempre nei nostri cuori. E commoventi le parole degli animatori che hanno raccolto i loro pensieri e i loro ricordi in bigliettini avvolti tra i ramoscelli di un ulivo. Hanno ricordato Matteo come una guida saggia e preziosa, luminoso come un faro, li conduceva a condividere le bellezze della natura come la tenerezza di un'alba in montagna. E proprio la montagna, che lui amava tanto, ha portato via il suo sorriso che qui in quartiere ricordano tutti. Il pensiero è stato rivolto anche a Pietro De Bernardini, lo studente 25enne di Isola Vicentina, la seconda delle vittime travolte dalla valanga, di cui si attende ancora il rientro della salma in Italia. Ci fermiamo ora per un velocissimo break, a tra poco.
Ben ritrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, siamo alla politica. Ribadisce la linea del governo e la stretta sull'immigrazione irregolare il deputato Alberto Stefani, commissario regionale della Lega. La priorità, dice, è quella di ridurre gli sbarchi. Sentiamolo. La priorità di oggi è ridurre gli sbarchi e noi della Lega proponiamo di farlo con lo stesso strumento di sempre, quello dei decreti sicurezza, dei decreti Salvini che ho visto nascere in prima commissione alla Camera dei Deputati, uno strumento che ha garantito al nostro Paese di ridurre di oltre il 90% gli accessi illegali all'interno dei nostri confini nazionali. Se servirà aprire dei centri per i rimpatri, occorrerà farlo tenendo conto dei numeri e con buon senso per velocizzare queste pratiche di rimpatrio che sono fondamentali per garantire più sicurezza al nostro Paese. Sentiamo cosa ne pensano i bassanesi dell'ipotesi di togliere la protezione speciale per i migranti. Parlano di togliere la protezione speciale per chi arriva in Italia e chiede il permesso di soggiorno. Lei che cosa ne pensa? È giusto irrigidire i protocolli? Da una parte questa parte umana ci starebbe, però tutte queste persone che vengono e che non hanno un'assistenza adeguata è un po' un problema grosso, dico la verità. È troppa roba, c'è troppa roba lì che non va bene, perché i migranti bisogna dargli una regolamentazione, ma non sulle persone, bisogna fare una regolamentazione a monte con gli stati, con i governi. Quindi quello che stanno facendo in Africa va bene. Le cose che accadono qui sono solo politica interna di bassa lega. Cercare di regolarizzare un po' di più, diciamo, penso proprio di sì, insomma, non credo che faccia bene. Adesso io non so benissimo come sono queste regole che stanno imponendo, però credo che forse un po' di legislazione in questo senso sia necessaria, insomma. No, sono assolutamente contraria a porre quel tipo di limiti. C'è ben altro da fare sulla faccenda dei migranti. Secondo lei che cosa? Intanto assolutamente trovare un modo con l'Europa di fare qualcosa insieme, di destinarli, perché sembra che il terrore sia l'invasione di questa gente che arriva, ma di certo non è così. Ma l'Europa, secondo lei, non le sembra che ogni tanto faccia orecchie da mercante? Su questo tema? Purtroppo sì. Io penso proprio di sì, perché dopo 20 anni libero accesso a tutti non si può fare. Ci vuole un regolamento che l'Europa non ci è mai venuta incontro a stabilire certe cose che si può fare. Se ce lo possiamo permettere va bene anche ai migranti, se non ce lo possiamo permettere è inutile che arrivino. Ok? Ci sono anche gli italiani che hanno bisogno. Ora al Museo Nazionale di Quarto d'Altino per un'importante cerimonia. Un monumentino lapideo con 2 leoncini accovacciati e una base in pietra per urna cineraria con iscrizione e dedicatoria. Sono i 2 reperti funerari di inizio I secolo d.C. consegnati dai Carabinieri di Venezia del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale al Museo Nazionale Area Archeologica di Altino. Dalle indagini è emerso che i 2 reperti erano stati trovati durante lavori agricoli ai primi del Novecento. Dopo diversi passaggi di proprietà, anche familiari, sono arrivati all'attuale detentore in provincia di Treviso, che ha allertato le autorità. Verificato che la persona che ha fatto la segnalazione non aveva un titolo legittimo a detenere il bene, il magistrato ha restituito allo Stato, come prevede la legge del 1909, il bene archeologico, poiché è stato scientificamente dimostrata l'appartenenza all'area archeologica di Altino e quindi di conseguenza allo Stato italiano. I reperti provengono probabilmente da una delle necropoli che si trovavano all'esterno di Altino. Lungo la via Anni e Claudia Augusta sono state ritrovate circa 2000 sepolture. La sepoltura è stata dedicata da un liberto, quindi una persona che era di condizione schiava, che poi è stata liberata a un certo punto, di nome Scippio, a
Clara Sippia, che era Liberta a sua volta. Non conosciamo il grado di parentela tra questi due personaggi, però insomma il fatto che avessero lo stesso nome parla in favore di una parentela molto stretta. I due leoncini hanno un significato particolare. Sono apotropaici, come si dice tecnicamente, cioè servivano a tenere lontani, a scacciare gli spiriti cattivi e a proteggere la sepoltura. L'arrivo dei reperti al museo è stato salutato anche dai ragazzi delle scuole medie di Altino, che hanno avuto modo di informarsi e soddisfare le proprie curiosità sull'attività dei carabinieri tutela patrimonio culturale. Questo è stato il caso in cui qualcuno ha fatto, come dire, in maniera trasparente ha detto che aveva un qualcosa da poter dare e donare agli altri. Ciò che è bene comune va messo a disposizione del bene comune di tutti ed è un bel messaggio positivo per le scuole, per gli alunni. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco, come sempre, Venezia. Adesso vediamo che tempo farà domani. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Aumenta l'instabilità sul nostro territorio. La giornata di mercoledì 19 aprile vedrà qualche pioggia. Diamo uno sguardo insieme alla situazione. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti al mattino, poi cielo via via più nuvoloso e non escluse anche alcune fasi di precipitazioni a carattere sparso. Temperature stazionarie, minime tra 6 e 12 gradi, massime invece tra i 17 e i 21 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso spazi soleggiati, inizialmente, in seguito progressivo aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge in serata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti tra i 18 e i 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo ampi spazi soleggiati al mattino con nubi in aumento e probabili rovesci nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.